Autostart in movimento per la quinta corsa dall'Arcoveggio, una prova per femmine di 3 anni, non vincitrici di 2.500 euro in carriera. L'1 Elli delle Naldine, Nicola Bortolotti, 3 Eagle Agi, Luca Schettino, 4 Electra Mark, Daniele Cuglini, 6 Energy Adri, Adrian Gioni, seconda fila 7 Eva Trio, VP dell'Annunziata, 8 Electra Zil, Vincenzo Torrente, 9 Elettra Miura TRN, Luca Farolfi, 10 Eroina Jet, Manuel Pistone, 11 Evening Star Ferm, Roberto Vecchione, 12 Emozione Cup, Riccardo Pezzatini, in terza fila 13 Emma Spritz, Andrea Farolfi. Autostart che ha raccolto le partecipanti, si prepara il lancio, entrata in dirittura. Partite. Sbaglia al via Energy Adri, va davanti facile Electra Mark, dalla seconda fila bene Elettra Miura numero TRN, 6 allo Energy steccato Adri Elli delle Naldine, squalificato. al largo Eagle Agi, poi ancora Eroina Jet che precede Eva Trio, quindi Emma Spritz, Evening Star Ferm. Numero Sbaglia 3 Eagle Egle Agi, Agi squalificato. se ne vanno così i primi 200 metri in 15,2. Seconda posizione per Elli delle Naldine, Elettra Miura TRN che prova a tornare con decisione all'esterno, va a chiedere strada ad Electra Mark che per il momento replica 400 metri in 38 e adesso si va con Elettra Miura che attacca Electra Mark, la quale sembra adeguarsi e riprendere in mano. Insiste Elettra Miura che tende a passare al largo subito Eroina Jet che prova l'avanzata trascinandosi Evening Star Ferm e quindi Eva Trio. 600 numero svelti 13 Emma Spritz in squalificato. 45,9 per la categoria, non è affatto male. Elettra Miura in vantaggio, seconda in corda Electra Mark, di fuori Eroina Jet con in scia Evening Star Ferm, terza pariglia per Eva Trio, quindi Emozione Cup. Giro che se ne va con un secondo quarto in 34, 1-1-2 per gli 800 il chilometro da parte di Elettra Miura TRN in 1,17. Elettra Miura in vantaggio, sbaglia Eroina Jet, numero passa 10 così Eroina all'offensiva Jet Evening Star squalificato. Ferm che cerca di portarsi sulla leader. Si muove dalla corda anche Electra Mark, la frazione della retta opposta in 15,1, è passata Evening Star Ferm nei confronti di Elettra Miura TRN, cercano di intervenire Electra Mark e al largo di tutti Eva Trio. Quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Evening Star Ferm in vantaggio, in fuga per la vittoria, Evening Star Ferm che nel finale si staglia nettamente sui rivali. Evening Star Ferm che viene a vincere bene al secondo Electra Mark, al terzo Eva Trio. 36 a chiudere, 1:16,4 ragguaglio cronometrico, primo percorso netto, prima vittoria per Evening Star Ferm. Roberto Vecchione per il Team Elert, i colori di Jean-Pierre Barjon, vittoria della figlia di Ready Cash in percorso esterno nel finale, stacca e vince finalmente, fa la brava Evening Star Ferm.